Ci sono un po' di manovre, ma eccolo che passa, eccolo qua, avete capito anche voi, questo carro che passa, ci passa velocissimo davanti agli occhi, seguito dagli angioletti. È un carro che prende spunto da una pubblicità che tutti quanti noi conosciamo. E intanto gli angioletti si scatenano davanti alla giuria. Intanto sta arrivando un altro carro. Un saluto a chi voglia fare i complimenti. Grazie caro, accettate. Anche tu. Allora, una telecamera a favore, grazie. Allora adesso, mentre ci salutano gli amici di Vallermosa, che sono anche loro straordinari, e io li saluto, ciao caro. E allora, ecco che il carro di Vallermosa piano piano ci lascia. E adesso andiamo a conoscere un altro carro. Ma si sente? Si sente, Ugo? Si sente? Allora, prossimo carro. Prossimo carro. La fiesta della musica, la siesta mitica. La siesta. Bene, la siesta di dove? San Gavino. Di San Gavino. Gli angioletti piano piano ci lasciano per fare spazio a questo carro che appunto si intitola La Siesta. Allora, quello che sta per arrivare è la presentazione musicale che poi esploderà in tutti i suoi colori per quanto poi riguarda il carro vero e proprio. Signori, La Siesta! Ed eccoci, eccolo qua, fumi e colori, guardate che bello. Questo vi ricordo che è soltanto, diciamo, il jukebox viaggiante, il jukebox che mette ritmo, il jukebox che dà grinta e chiaramente dà allegria. Eccoli qua che arrivano. Straordinari! Ciao caro, coloratissimi! È il momento giusto, questo è il gruppo La Siesta, è il momento della siesta, è la festa della musica, è un carro di San Gavino Monreale, e tutti tiriamo su le mani, vai! Straordinario! È la festa della musica, vi manda la banda! Baila, baila! Sere, per chi sere? Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. La bam bam, dai la bam bam, 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 bam. bam. Bene, bene,
salutiamo questo gruppo scatenato, folcloristico al massimo. Eccoli! Sulle mani! Eccoli qua, coloratissimi! Vai, 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 vai! Guardate anche chiaramente l'altezza, che sono veramente giganteschi, e poi bisogna ricordare anche un'altra cosa, il lavoro che c'è per realizzare questi carri, tanto sacrificio da parte di tutti quelli che ci hanno partecipato, tanto sacrificio e soprattutto tanto amore per essere qui presenti stasera. Ed eccolo qua, ma guardate che meraviglia, straordinario, incredibile. Ugo si è perso fra la folla, vabbè, qualcuno me lo riporterà qua. E allora ecco che lentamente la siesta, ovvero la festa della musica, ci sta superando in questo momento il palco dove appunto c'è la giuria, e fra pochissimo vedremo un altro carro, anche questo straordinario, ma guardate i colori, guardate l'abilità di queste persone che hanno lavorato mesi e mesi per poter portare qui stasera queste opere. Molto bello anche questo, come gli altri, un applauso se lo meritano, forza, forza! Bene, allora, telecamera a favore.